Eder. Mech. Pallister. Trieste è l'unico posto dove un cercasi a rotino diventa in 3 commenti un audit sugli alibi. Fantastico questo. Uno chiede dove affilare i cortei e la città. Invece di rispondere qui sotto casa, tira fuori il martedì più studiato del decennio. Il 14 dicembre 2021, la mattina del giro dei coltelli. E in mezzo a botteghe, bar e torno dopo spunta lui, abbigliamento da catarifrangente umano, bici, telecamera e un video che sembra girato per promuovere il Carso. O per promuovere l'alibi o per promuovere l'imbarazzo. Non si è ancora capito. Andiamo avanti. Il nastro parte presto. Uscita col classico kit, vedimi anche dalla stazione spaziale. Sottogiacca giallo fluo, guanti arancioni, giubbotto bianco-nero. Se l'obiettivo fosse passare inosservato, è come tentare di fare messa bassa con una banda di ottoni. Programma. Giro del martedì. Liturgia nota. Lasci i coltelli, prendi un caffè, un nero, qui è sempre caffè, 2 chiacchiere. Torno fra un'ora. L'alibi per definizione è un badge. L'arrotino, per definizione, è un jingle. Si sente, si vede, saluta anche i pini. Poi arriva il momento d'oro, quello che la città ha adottato come meme ufficiale del mistero. Timecode nel primo pomeriggio, intorno alle 13:27. Il video si ferma su un sentiero del Carso. La telecamera resta lì, lui rientra in campo come una guida escursionistica prenotata all'ultimo minuto e parte lode. È fantastica questo sentiero. A parte questi piccoli problemi. Piccoli problemi? Non specifica. Pietre? Bucce di banana? Capre filosofe? Sorriso di circostanza, mani sui fianchi, guanti che gesticolano. Costeggia tutto quell'altro monte, non si passa sotto il ponte della strada. E via con la lezione di geografia parlata. Si passa da Conconello, si viene giù sotto Padriciano, si va sotto il ponte, poi si costeggia quell'altro monte e si arriva praticamente a Basovizza. È l'audioguida dell'alibi. Percorso illustrato, punti cardinali a sentimento, finale motivazionale. Andiamo avanti. A vederlo così sembra un promo turistico registrato in pausa pranzo, ma con l'italiano di chi ha già affilato troppi verbi al condizionale. La scena fa ridere perché è un cortocircuito perfetto. In un'indagine dove contano minuti, celle e scontrini, spunta un video in cui l'interessato si ferma, si autoinquadra e illustra il paesaggio come se dovesse convincere il Carso a mettersi in posa. Fantastico. La frase "fantastica questo sentiero" entra subito nella collezione perle lessicali da usare quando non sai cosa dire ma devi dire qualcosa. E piccoli problemi senza specificare quali è il tocco di classe. I problemi ci sono, ma sono timidi. L'idea generale è chiara. Guardate dove sono, guardate dove sto andando. L'effetto collaterale è devastante. Ma perché lo stai dicendo? A chi? E soprattutto, perché proprio così? E qui l'articolo si piega su se stesso e torna al giro dei coltelli, perché questo video non vive nel vuoto, vive dentro la timeline del martedì. La mattina comincia con i soliti passaggi da martedì, la città lo sa. E infatti mezza Trieste funziona da timbratrice umana, barista, portinaia, chef, cane che abbaia a ritmo di mola. Poi si apre la solita faglia, la tappa in pescheria che nella memoria popolare è mattutina, mentre in ricostruzioni successive slitta la sera prima. Il pomodoro non sa più se tremare il lunedì o il martedì, ma ha comunque deciso di tremare. Nel mezzo ci sono finestre orarie in laboratorio e la fantasia collettiva immagina il contatore elettrico che entra in aula come perito. Sua eccellenza, i Watt confermano che la mola ha cantato. È il pezzo comico della burocrazia applicata al rumore. Sulla bici poi si è costruito un palinsesto. L'idea della telecamera è geniale. Non solo c'ero, vi porto con me. L'effetto collaterale, di nuovo, è cabarettistico. Alcuni tratti sembrano chiedere più sprint del previsto. La platea discute di venti, pendenze, ginocchia bioniche. Ogni volta che il percorso appare troppo veloce per i gusti del pubblico, spunta dalla sala un coro di però la Bora spinge». La scienza è in diretta streaming con contorno di sarcasmo. E poi quel dettaglio postumo che ha dato lavoro a mezza internet. La memoria dei video a un certo punto risulta cancellata. Traduzione in scena. «Prof, i compiti li avevo fatti, però il quaderno è passato vicino alla mola». Risata, e poi si riprende a contare i minuti. Ritorniamo al video sul sentiero. Il bello è che non prova nulla di più di ciò che mostra.
Fantastica questo sentiero, a parte questi piccoli problemi. Un uomo in colori da evidenziatore che parla di sentieri. E proprio per questo spacca. Se vuoi dimostrare che stai lavorando, di solito mostri i coltelli. Qui invece mostri il carso. Se vuoi dimostrare che stai andando da A a B, di solito vai. Qui fai anche la telecronaca del panorama. Si passa lì, poi sotto, poi costeggi. Il tutto con quella grammatica che inciampa. Fantastica questo sentiero, che è l'equivalente linguistico di una pietra in scarpa. Ti costringe a fermarti, ridere e poi chiederti: ma cosa stava cercando di fare esattamente? Mostrare la strada, fare compagnia alla GoPro, tappare un buco di silenzio. Mistero del 14 dicembre, numero 47, la poetica dell'audioguida in piena indagine. Nel frattempo, la città continua a fare la città. Sotto il post "Cercasi a Rotino" c'è la mappa emotiva triestina. Chi indica davvero un artigiano, chi sogna il ritorno del carrettino, chi cita per nome l'arrotino più nominato d'Italia e chi mette gif di pomodori che si arrendono. Il punto però è uno solo. L'arrotino è il mestiere meno adatto a sparire. Fa rumore, fa scintille, indossa colori che urlano "eccomi", parla con la gente, promette ritorni. È l'opposto dell'uomo invisibile. Per questo il video sul sentiero, con quella teatralità improvvisata da guida turistica messa lì per caso, è la ciliegina sul martedì. Anche quando non affila, affila l'attenzione. Se si riassembla tutto senza perdere una briciola, il martedì viene fuori così. Uscita presto, look che assassina l'ombra, bici e telecamera, prime consegne da giorno di giro, nodo pescheria che balla tra mattina e sera prima, finestra centrale da spiegare col rumore giusto, laboratorio con contatore in primo piano e poi la scena in collina. Fantastica questo sentiero incluso, a certificare che oltre a muoversi si parla, si indica, si vuole far vedere. A chi? Alla GoPro, al futuro? Alla città che chiede dove eri? O a se stessi per non farsi compagnia solo col fiato corto? Non lo sapremo mai e infatti fa ridere. È la comicità di ciò che tenta di essere chiarissimo e diventa confusissimo. Intanto il post originario continua a macinare risposte. Qualcuno scrive "portalo qui", qualcuno usa il temperino in casa, qualcuno rilancia l'Eterno. Io quel martedì ho sentito il fischietto. Ed è qui che Trieste mostra il suo talento. Affila i coltelli e affila la memoria con la stessa mola. La giustizia va per atti, la città per aneddoti. Nel mezzo un video in cui l'attore protagonista, invece di sparire, si ferma, apre le braccia e presenta il sentiero. Comicità involontaria allo stato puro. È un paradosso, perché mai registrare proprio quella scena? Forse per non lasciare buchi. Forse perché il silenzio, quel martedì, faceva più rumore di qualunque mola. Forse perché, quando ti chiedono dove sei, la risposta più onesta e più comica è metterti al centro dell'inquadratura e dire "qui". Fantastica questo sentiero, a parte questi piccoli problemi. Ed è fantastica questo sentiero, a parte i piccoli problemi. Fantastica questo sentiero. A parte questi piccoli problemi. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.